Tal frattempo, al capità che Giude si divide dai fradis e al plantà la sottende ripet di un uomo di Adulam, che aveva non Chire. Lì Giude al viode la figlia di un cananeo che aveva non sue, le sposà e le coniè. Iei chiappa su e a parturì un frutto che mette non e chiappa su in Daur e a parturì un altro canai che mette non Onan. E tornà a parturì anche un frutto e mette non Sele. Quando lo parturì e ieri sta Chesib. Giude al chiolè una femmine per suo prim fi e aveva non Tamar. Ma il Signor non poteva viodiere il prim fi di Giude, perché che ieri masse trist e lo fase morì. Allora Giude disse a Onan, va con la femmine di tuo fradi, fas con ie il tuo dovere di cugnato e dai una giarnassia a tuo fradi. Onan al sapeva che la giarnassia non ieri so, e ogni volta che leve con la femmina di Sofradi, al dispiardeve partiare, per non dare una giarnassia a Sofradi. Queste robe displase un grumpo al Signor, che lo fase morire anche lui. Allora Giude disse a Sobrut Tamar, torna a chiesa di Topari, vedova come che tu sei, intanto che al cres mio figlio Sele. Perché che pensava, non vuoi che mi muori anche quel chi compagno dai sei fradis? E così Tamar torna in chiesa di Sopari. Un biel piec dopo e morì la figlia di sue, la femmina di Giude. Finì di portare il corot Giude alle su a Timne a Tosalipioris, lui e Chire, il suo amico di Adulam. I portarono la gnove a Tamar, biotti diserin, che Tomi sera va su a Timne a Tosalipioris. Allora ie e buttà di bande la montura di vedue, si cuverge con un vel, si involuccià e si sentà d'ogni degli entrati di Enaim, calè sulla strada di Timne, e sapeva benon che Sele era un fat e noi avevi infacchioli. Giude le viodè e le chiappaparo ne sdrondine, perché che aveva taponà della muse. Alle donne di ieri disse, lassimi vigni con te. Non sapeva però che ieri sobrut. Ieri domandà, trom mi das tu per venire con me? Gli rispondè, ti manderai un chiavret dal mio troppo, ma ieri disse, tu has di darmi un pen finché non tu me l'has mandato. E domandà, c'è pen tu ve? E ieri rispondè, il tuo sigil, il tuo cordon, il tuo baston che tu has te man. Lui gli consegna tutto e lei con ie, che è chiappa su di lui. Possin di lei, e gli va il vel e torna a mettere la montura di vedue. Giude al mandà il chiavred midiando al suo amico di Adulam, anche per vendauri pens che la femmina aveva te sosmans, ma non le chiattà. Al domandà dal paese, la esa che sdrondina che era Enaim su per la strada, ma loro gli rispondevano, non vi mai avuto sdrondini sculi di no. Allora al tornà di Giude e disse, non sono stato signor di chiatale, che anzi la in dal paese mi ha detto che loro non hanno mai avuto pelandis. Disse al Giude, che si tegni tutto, se non us ridi anche sore, io però il chiavret l'hai mandato, anche se non tu le hai schiattate. Un 3 mesi dopo, i portarono a Giude queste gnove. Tamar, to brut, e ha fatto la sdrondine, e comò e in stas, perché si lasciate doprà. Allora Giude al disse, menai le fur e brusai le vive. Ma biel che le menavano a brusà, gli mandà a di a somiser. Io ho chiappato su di che l'om che queste robe gli so. Vio, disse, di cui calè che segil, che cordon e che baston. Giude io riconosce e al disse, ie e ie più oneste di me, che non hai dato mio figlio Sele, ed in che volte non l'è più con ie. Spirati il tempo, al succede che aveva 2 gimui. Intanto dal part, un al mette fur la manute e la comari le chiappà e mette un fil ros, disint, all'è saltato fur lui per prim. Ma quel al tira dentro la manute e al sata fur Sofradi. Allora gli disse, c'è mutas tu fatta viargiti un sbrec e mette non Perez. Po al sata fur Sofradi, che aveva il fil ros te man, e mettere in non Zerac.